Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Parliamo di calcio. Siamo collegati con Luca Borghesan, nuovo centrocampista del Treviso Football Club. Luca, innanzitutto buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Salve, grazie a voi. Allora Luca, per prima cosa, che cosa ti ha convinto ad accettare l'offerta, la proposta del Treviso Football Club? Ho accettato Treviso perché è una grande piazza storica con una storia grandiosa alle spalle, è una società ambiziosa e rispecchia le mie volontà, quindi di fare bene e provare a vincere. Parlaci un po' di te. Qual è stato il tuo percorso sportivo? Come ti sei formato? Io ho iniziato calcio all'età di 5 anni nel paesino dove abito, a Casale sul Sile, e dopo aver giocato più o meno altri 5 appunto in questo paesino, mi ha chiamato il Montebelluna dove ho fatto tutta la trafila fino ad esordire in Serie D con loro. E dopo ho avuto la chiamata della Cremonese, ho fatto un anno di primavera lì con l'Under 19 e infine sono ritornato l'anno scorso a Montebelluna e quest'anno a Treviso. Si dice nessuno è profeta in patria, invece un giocatore della Marca arriva a Treviso. Potrebbe essere dunque che non sia vero questo proverbio che dici. No, no, diciamo che che la squadra dove abiti fa gola se ti chiama, per cui ancora meglio che mi abbia chiamato il Treviso. Immaginiamo. E tu come ti descriveresti come giocatore? Abbiamo detto sei un centrocampista, hai un ruolo ben preciso oppure sei abbastanza duttile? Sì, sono un giocatore duttile e io principalmente nasco come una mezzala e le mie caratteristiche principali sono quelle della corsa, dell'inserimento, del tiro da fuori, però negli anni ho fatto anche l'esterno, per cui mi trovo bene a correre sulla fascia. Quindi non hai un modulo di prediletto, diciamo così, oppure sì? No, no, ho giocato tanti ruoli e ognuno di quelli ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi, però piace sempre giocare, per cui dove c'è necessità io sono disponibile. Tu conosci compagni con cui appunto andrai a giocare nel Treviso, con chi avevi già giocato, con o contro? Io purtroppo non ho giocato con nessuno dei miei compagni, ho giocato contro molti l'anno scorso e sono stati tutti dei gran bei giocatori, diciamo ostili da affrontare, quindi si conoscono, dai. E invece come persona come ti descriveresti? Quali sono i tuoi punti di forza, che possono essere anche applicati ovviamente al calcio? Credo di essere una persona positiva e credo di essere abbastanza positivo su tutto e di cercare sempre delle soluzioni dei problemi, per cui un po' questo, sono sempre solare, mi piace prendere le cose col sorriso, per cui così. Quindi hai la dote di sdrammatizzare, ecco, Sì, 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 ci vuole anche quella. indubbiamente. Hai per caso un soprannome? No, in campo mi chiamano Borghe per accorciare il cognome, per cui solo quello. Certo. Hai già scelto il numero con cui giocherai col Treviso? No, non ho ancora scelto il numero. Avresti qualche preferenza, a parte logicamente i numeri che magari sono già, assegnati, non so. Sì, mi piacerebbe prendere il 23, adesso non sono sicuro se l'abbia già scelto qualcuno, è il mio numero fortunato, per cui se potessi prendere quello sarebbe perfetto, però qualsiasi numero va bene, non è quello il problema. Certo.
Per quanto riguarda invece il tuo giocatore preferito, se ne hai uno, chi è? Nel tuo ruolo, ma non necessariamente. E come giocatore preferito potrei citarne due, Barella e Frattesi. In questo momento sono quelli a cui mi piace rispecchiarmi, piacerebbe arrivare al loro livello sicuramente. E come mentalità, come modo di lavorare, penso un po' quello di tutti, di Cristiano Ronaldo, diciamo che è un po' l'idolo. Immaginiamo che tu, come è giusto che sia anche molto ambizioso, dunque, visti i nomi che ci hai fatto. Sì, 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 io sono una persona ambiziosa, mi piace sognare. E per quanto riguarda i tuoi obiettivi personali e obiettivi di squadra, quali sono? Obiettivi personali cercherò di migliorare anche quest'anno, come ho fatto gli anni scorsi, nelle parti più carenti sia calcistiche che umane, e quindi continuare il percorso. E di squadra l'obiettivo sarebbe vincere, per cui faremo di tutto per vincere, dai. Un'ultima cosa, un saluto che vuoi dare alla piazza trevigiana. Va bene, forza Treviso. Semplice però, diciamo, pure d'impatto. Allora dunque, noi per essere stato con noi ringraziamo di cuore Luca Borghesan, nuovo centrocampista del Treviso Football Club. Ciao Luca e grazie. Grazie a voi, salve. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.